Sarà la banda dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal colonnello Massimo Martinelli, maestro d'orchestra, a offrire una serata destinata a rimanere indelebile, complice la suggestione delle note eseguite da preparatissimi maestri musicisti, 102 i componenti la banda, una sessantina i presenti, complice anche l'alta uniforme e le mura di una città suggestiva come Cittadella. Un ringraziamento va dato all'Arma dei Carabinieri che ci ha aspettato, nel senso che questo evento doveva essere fatto nel 2020, appunto nell'occasione dei nostri 800 anni. Purtroppo tutti sappiamo cos'è accaduto e quindi l'abbiamo rinviato al 2021. Abbiamo avuto la conferma pochi giorni fa che la banda sarebbe venuta a Cittadella, quindi abbiamo organizzato in maniera abbastanza veloce ma precisa affinché questo spettacolo, irripetibile probabilmente per la nostra cittadina, venga fatto in maniera stupenda. Ingresso gratuito, rispetto delle norme anti-Covid, Teatro Campo della Marta di Cittadella. Per i disabili ingresso dal municipio, per tutti gli altri da Via dell'Asilo. Meglio arrivare attorno alle 19 perché l'inizio del concerto è fissato per le 19:30. È il primo concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri post pandemia, possiamo dire, e quindi il primo evento per la cittadinanza. L'evento è importantissimo, Cittadella offre una cornice eccezionale, 800 anni delle mura di Cittadella di storia, un quarto, 207 anni l'Arma compiuti da poco, un quarto di vita insieme a tutela e a difesa della cittadinanza nel pieno stile Arma.